Eccoci insieme cari telespettatori, come ogni venerdì ci dedichiamo ai pensionandi, pensionati e alle persone anziane, lo facciamo supportati dagli esperti dello CGIL del Veneto e come sempre vi sollecito continuate a farlo, continuate a scriverci, continuate a chiamare, a prendere informazioni, ma soprattutto a contattare le sedi dello CGIL che sono presenti un po' ovunque se avete dei dubbi, delle perplessità sulla vostra posizione pensionistica. Meglio fare una verifica per tempo che dopo aspettare troppo e quando è troppo tardi o ci sono dei problemi, poi per carità si può andare anche al recupero, però insomma è sempre un po' più faticoso e quindi approfittatene e fate fare una valutazione in generale. Quest'oggi facciamo il punto della situazione, visto che siamo in apertura d'anno. Vediamo che cosa tirare le fila per l'anno passato, cosa si è riuscito a ottenere o meno, ma questo ne avevamo già parlato, ma soprattutto le novità per il 2018. Poi parleremo di immigrazione e integrazione, un aspetto molto molto importante, poi grande attenzione truffe, quindi anziani attenti, ne parleremo in modo molto preciso in modo particolare Danilo Toccane, ben arrivato qui con noi, segretario regionale dello CGIL del Veneto, e anche di questo e di altro con Rosanna Bettella, CGIL. Grazie anche a lei di essere ritornata qui. Allora, vediamo di fare un po' il punto della situazione. Danilo Toccane, incominciamo insieme? Sì, noi abbiamo iniziato quest'anno 2018 con un programma molto impegnativo. Parleremo dopo di altre questioni che riguardano la previdenza, l'assistenza, la sanità, ma abbiamo deciso come segreteria regionale dello CGIL del Veneto di affrontare in un modo organico, noi riteniamo, la partita riguardante l'immigrazione. Come mai vi siete buttati in questo? Perché noi continuiamo ad assistere nel nostro paese, nel nostro Veneto, che alcune questioni vengono artatamente ingigantite e contemporaneamente non si marcia nella strada della soluzione di un problema che secondo noi non è una questione contingente, non è una questione destinata a durare poco nel tempo, anzi noi siamo convinti, come da più parti poi dopo anche ci viene dato atto, che la questione dell'immigrazione è una questione strutturale, fenomeno con il quale noi siamo chiamati a farvi fronte. Tra l'altro noi siamo un paese dove di immigrazione, come dire, da decenni abbiamo, come dire, avuto fenomeni sia di italiani che sono immigrati all'estero, che sono immigrati presso altre nazioni, o anche di cittadini esteri che sono poi dopo confluiti nel nostro paese. Quindi lei dice è un fenomeno che esiste, c'è, come andrebbe gestito però? Che cos'è l'errore, qual è l'errore che viene commesso? Perché di fatto i problemi poi ci sono. Intanto noi denunciamo che in Italia, in Europa, continua una prassi, una logica che è quella di ingigantire il fenomeno. Tant'è vero che la percezione del fenomeno, della pericolosità che esiste nel nostro paese ha ottenuto un effetto, che è quello di creare paura, di creare preoccupazione del diverso. E su questa questione della paura si giocano molte partite. Perché vede, intanto c'è un primo numero, e proprio nel seminario che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo visto per esempio le analogie alle quali sono sottoposti gli immigranti di oggi con quelle che sono state, è vero, le varie sfaccettature e le varie angherie che hanno patito gli immigrati nostri di ieri. Per cui questo esempio di quando i nostri andavano nelle Americhe, di quando i nostri sono andati in Belgio, di quando hanno emigrato verso la Svizzera, verso la Germania. Di conseguenza, come dire, il fenomeno si ripete. Per cui con tristezza noi verifichiamo che alcuni disconoscimenti, la messa in discussione di una politica dei diritti
è quello che proprio i nostri hanno patito, hanno sofferto negli anni. C'è un provvedimento, è vero, che è stato adottato in America, laddove si faceva una distinzione fra i riconoscimenti agli immigranti negri, africani dell'epoca, con gli italiani. E c'è un provvedimento legislativo dell'epoca che non solo descriveva male la popolazione italiana, ma stabiliva anche che il salario doveva essere minimo del 7% inferiore rispetto a quello degli italiani con quello degli altri, è vero, emigranti lì presenti. Qui adesso non è il caso, vengono trattati con i guanti, e di conseguenza, cioè, non c'è nessuna discriminazione con razziale. I guanti, questo è tutto da dire, perché una politica di accoglienza, per esempio nel nostro Veneto, ancora non vede una propria completezza, perché noi siamo qui a denunciare, per esempio, che c'è un'azione che deve svilupparsi nel ricevimento, ma c'è una politica di accoglienza, c'è una politica di inserimento e di appagamento dei diritti di queste persone, che invece noi continuiamo a vedere essere per larga parte negata. Le manifestazioni che ancora oggi si fanno. Cosa vuol dire inserimento? Perché io dopo già immagino le persone inserimento vuol dire che queste sono persone che fuggono dalle guerre. Alcuni. Sono persone sono percentuali che fuggono, basse. Che no, fuggono. Percentuali basse Sì, però, sì. io le ho detto perché sono percentuali cioè sono veramente persone basse. che fuggono, come le dicevo, dalle guerre, ma sono persone che vanno via dai loro paesi perché non possono più sopportare le angherie che da parte anche dei stessi governanti si attuano nei loro confronti. Sono comunque delle persone che, se andiamo a vedere, migrano per cercare una diversa vita, una diversa felicità, un diverso modo di vivere. E tra l'altro quello che scopriamo in questi ultimi giorni, per esempio, è l'evidenziazione che molte sono le donne sole che fuggono dai loro paesi, molti sono i ragazzi, sottolineiamo questo aspetto. Cosa vuol dire quando nei barconi cominciano a essere 10, 20, 50, 80 ragazzi, è vero, che fuggono dai loro paesi? Ragazzi magari che sono i stessi genitori che li imbarcano per dire vai a cercarti un lido diverso rispetto a quello che tu hai qua. Per cui noi oggi vogliamo sviluppare questi ragionamenti, tra l'altro mettendo in discussione un concetto. Molte volte sentiamo che un immigrato dai paesi di guerra avrebbe delle giustificazioni. Un emigrato invece che cerca una diversa collocazione, una diversa vita, diverse anche felicità rispetto a quelle che stanno vivendo, è vero, queste non vengono accettate. Poi tra l'altro, se andiamo a vedere, è un'immigrazione non sempre stracciona. È chiaro, sono persone che sfuggono dalla fame, dalla povertà, ma ci siamo resi conto che la maggioranza di questi giovani che vengono nei nostri paesi sono gente scolasticamente molto evoluta, molto avanzata. Ci sono dei ragazzi studiati che hanno diplomi che dalle nostre parti non li vengono riconosciuti, ma dai loro paesi hanno queste caratteristiche, per cui un punto deve essere chiaro. Questa è gente che cerca, che emigra, che emigrerà, che farà di tutto per trovare una diversa collocazione e che merita un ragionamento da parte di società evolute, fra virgolette, come le nostre, per un loro inserimento. E io le richiedo che cos'è, perché stiamo parlando con persone, cioè ci stanno ascoltando telespettatori che già immaginano le obiezioni, ma potete anche scrivere i vostri messaggi, che vivono in situazioni di disagio, che hanno i propri figli che sono andati via, che non trovano lavoro, pensionati con la minima che non arrivano a fine mese, non trovano la medesima, dicono datemi l'accoglienza che date a queste persone. Le obiezioni soprattutto degli anziani sono molto forti, molto presenti, gente che ha lavorato che non arriverà alla pensione perché con la riforma Fornero
è tagliato fuori in certo qual modo, che fatica a arrivare a fine anno, prende e andrà a vivere in Portogallo, lasciando il proprio paese con grande dispiacere. Abbiamo tantissime mail di questo tipo e io le dico: che cosa vuol dire inserimento? Perché li abbiamo accolti, li abbiamo dato, eccetera. Lavoro non ce n'è, quello è il paniere del lavoro. Cosa li facciamo fare? Il lavoro gratuito, non retribuito, non è possibile farlo. Insomma, ci sono varie obiezioni. E poi loro sanno ormai, perché poi parlando, eccetera, dove vanno a parare. Molti sanno che vogliono andare anche a delinquere e vediamo spaccio di droga da parte di nigeriani e quant'altro. Sono spacciatori, delinquono, sanno che andranno borderline, ormai non è una cosa ignota, non è il paese non è più il famoso come una volta, no? La pubblicità ti fa vedere l'Italia paese felice, sanno che non è un paese felice e quindi io chiedo che accoglienza l'Italia può dare in questo presupposto. Il fenomeno dell'emigrazione la dice anche molto lunga su un altro aspetto. Fare il binomio migranto-delinquenza non sta assolutamente bene, perché no, alcuni però non pochi. Le statistiche la raccontano in un altro modo, per cui la verità dobbiamo stare attenti anche noi di non continuare a ingigantire questo fenomeno. Tra l'altro sembra che siamo invasi, non è così, non è così, perché anche qui quanti sono i migranti che noi abbiamo nel nostro Veneto? Diciamocela chiaramente questa cosa. Io continuo a sostenere per esempio che un conto è quello di ragionare dei richiedenti asilo, altro conto è quello di ragionare dei migranti, perché i migranti nel Veneto storicamente sono circa 500.000, sono 500.000, il 10% della popolazione veneta, che è di circa 5 milioni come lei sa, sono migranti. Chi sono questi migranti storici che nel nostro Veneto risiedono? È vero, e sono quelli che lavorano nelle nostre fabbriche. E non si mettono in discussione. Sono quelli, per esempio, signora, che non si mette in discussione l'immigrazione delle badanti. Le badanti sono migranti, sa? No, ma noi parliamo di altra immigrazione. Voi parlate delle badanti. No, noi parliamo di tutte e due. Difatti io sono quello che dice distinguiamo, perché quando si dà l'impressione di avere l'invasione, è vero, non è così. Per cui un conto è l'immigrazione di questo 500.000 che le ho detto prima, che poi tra l'altro alla sera vorremmo che tutti quanti fossero nascosti e nel giorno invece che cosa fanno? Facciamo un ragionamento a spot, visti i tempi che abbiamo, ma ci rendiamo conto che le badanti sono migranti che stanno nel nostro paese, che noi accettiamo nelle nostre case, sono persone non italiane alle quali noi li assegniamo i nostri vecchi, i nostri genitori, sono persone alle quali gli diamo le chiavi di casa, perché noi dobbiamo andare a lavorare, di conseguenza tengono, è vero, la cura delle cose e delle persone al posto nostro. Per cui noi crediamo che ci sia la possibilità e il dovere di cercare di integrare nella nostra società, è vero, sia questi migranti che noi chiediamo, che poi tra l'altro per la maggioranza, come abbiamo visto dalla ricerca sviluppata per esempio dalla fondazione Moressa, che è proprio qui nel nostro Veneto, la comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania, con il 24%, dal Marocco con il 9%, dalla Repubblica Moldava con le badanti del 7% e oggi con i cinesi. Cioè noi accettiamo questo tipo di migrazione. Quello invece che si mette in discussione e sui quali si fanno le manifestazioni sono i cosiddetti richiedenti asilo, che sono alcune centinaia di migliaia nel nostro Veneto. Non è che siano tanti. Allora, il punto però qual è? Che su questi non si fa una politica dell'accoglienza. E torniamo al punto, perché io lo faccio dire dopo la pubblicità. Accoglienza, che cosa intendete voi? Ne parliamo insieme, voi se volete scrivere fatelo tra pochissimi secondi perché siamo in pubblicità.